Oggi è una giornata importante per Pedemontana Emergenza, avete appena inaugurato una nuova ambulanza, le criticità sono molte, per oggi è una giornata di festa. Sì, oggi è una giornata di festa perché inauguriamo la nuova ambulanza che sarà dedicata al territorio di Crespano del Grappa e della zona che Pedemontana Emergenza copre, ed è un mezzo all'avanguardia, un mezzo che è sicuramente frutto del sostegno di tante realtà del territorio, ma che diventa necessario per riuscire a mantenere fede all'impegno che Pedemontana Emergenza ha con l'ULSS di Treviso per l'attività di soccorso sanitario della zona. È anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari, i medici, gli infermieri che collaborano con la vostra realtà. Sì, Pedemontana Emergenza è un'associazione composta da 120 soci e di questi 120 soci circa una sessantina sono volontari. Oltre ai volontari, Pedemontana Emergenza ha a disposizione dei professionisti sanitari, medici e infermieri, grazie ai quali, coadiuvati dall'intervento di volontari, riescono a offrire il servizio su M118 per il territorio.